Siamo circa 20-25 cm con accumuli anche maggiori. 2 indicazioni operative ai miei concittadini. Siamo in zona arancione, quindi muoviamoci solo se strettamente necessario. Seconda, essendo il fenomeno ancora in atto, tutti i mezzi sono impegnati nel mantenere aperte le strade principali. Così questa mattina il primo cittadino di Cornedo, mentre la neve cade ancora abbondante nelle ore successive, i mezzi sono stati impegnati a liberare anche le strade secondarie e a pulire i marciapiedi. Molti disagi anche in provincia. A Valli del Pasubio i carabinieri sono intervenuti in soccorso di una donna impossibilitata dalla forte nevicata a raggiungere la locale farmacia per recuperare un farmaco salvavita di cui aveva urgenza. Recuperato il farmaco, i militari a piedi hanno raggiunto l'abitazione. Ad Arzignano non va meglio, la neve ha tenuto sotto pressione le squadre della protezione civile fin da domenica. Sono iniziate nelle giornate di ieri domenica le operazioni di spargimento di sale su tutto il territorio del comune di Arzignano. Oggi, con una situazione notevolmente difficile, stiamo tenendo monitorate tutte le strade per renderle pulite e agibili. Continueremo così per tutta la giornata, tenendo monitorata la situazione. Stessa situazione a Chiampo, dove la neve caduta copiosa ha fatto sì che molti cittadini preferissero rimanere in casa, vista anche la difficile viabilità. A Valdagno tutti i mezzi, anche i privati, erano al lavoro, ma la pulitura delle strade in alcuni punti è stata resa difficile dalla presenza di auto parcheggiate. Spazzata dalla neve anche la Riviera Berica, con una spazzaneve in funzione per liberare le strade. A Montecchio il sindaco Gianfranco Trappola ha invitato i cittadini a stare particolarmente attenti ai rami carichi di neve, problema presente anche a Creazzo. Dei rami spezzati di alberi di proprietà privati che ostruivano il passaggio dei pedoni. È intervenuta la protezione civile e sono intervenuti anche i nostri operai del comune. E sono stati più di 100 i mezzi di Viabilità SpA in azione per il trattamento antighiaccio sulle strade della provincia. Gli spazzaneve sono intervenuti su oltre 1200 km, oltre 1000 tonnellate di sale e 600 di ghiaino sono stati invece riversati sulle strade provinciali.